cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore della Verità e di Panorama, Maurizio Belpietro, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Eccomi qua, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Stamattina ci tenevo a parlare con te perché mentre una certa bolla mainstream nostrana parla di cose assurde tipo la libertà di informazione a rischio in Italia, in Europa e nel mondo accadono cose serie che la Verità questa settimana ha affrontato di petto, diciamo, no? Io partirei da un virgolettato di Frau Ursula von der Leyen, che tu hai citato qualche giorno fa, ci hai fatto un editoriale, e che è anche uno dei temi che è sul tavolo in queste ore al Consiglio europeo, no? Il virgolettato è il seguente: le nostre politiche hanno aiutato la Cina ad emergere nel settore delle tecnologie verdi. Ora, volevo chiederti, questa cos'è? Una confessione tardiva, un ravvedimento fuori tempo massimo, un tentativo di gattopardismo? Cosa rappresenta questa frase di Ursula von der Leyen? Magari fosse un ravvedimento fuori tempo massimo, un pentimento, ma purtroppo non è neppure quello. Cioè, Ursula von der Leyen dice, guardate, siamo stati noi praticamente a dare la spinta alla Cina nel settore delle energie rinnovabili, e la Cina ha fatto un lavoro straordinario dal suo punto di vista. Peccato che creando un mercato che prima non esisteva, l'Europa si sia fatta del male da solo. E Ursula von der Leyen non arriva alla conclusione siamo stati stupidi, che sarebbe la conclusione normale di chiunque, di qualsiasi persona con un grammo di cervello. No, arriva alla conclusione che quindi dobbiamo fare anche noi queste cose, ma ormai siamo stati battuti sul campo delle energie rinnovabili. Perché? Perché la Cina si è dotata di tutte le tecnologie e soprattutto di tutte le materie prime che consentono di avere le energie rinnovabili, cioè le famose terre rare, che sono indispensabili per riuscire a costruire tutti quei sistemi che servono per le energie rinnovabili. Parliamo dei pannelli solari, parliamo delle pale eoliche. Senza le terre rare, senza le tecnologie che consentono di arrivare a certi risultati, sarebbe impossibile, così come sarebbe impossibile riuscire ad arrivare a certi risultati se tu non hai dei sistemi che ti consentono di costruire le batterie delle autovetture. Però noi abbiamo creato un mercato dicendo no, ma bisogna fare la transizione energetica, quindi bisogna abbandonare il motore a combustione e bisogna puntare su quello elettrico senza avere la tecnologia per farlo. Dobbiamo passare all'energia eolica, perché energia pulita, sì, ma non abbiamo, a parte che in alcuni paesi non abbiamo neanche il vento necessario a far girare le pale, ma questo è un dettaglio, non abbiamo soprattutto la tecnologia per fare pale eoliche. Quindi Ursula von der Leyen da un lato dice siamo stati noi a spingere la Cina a fare queste innovazioni, conquistando un mercato, e dall'altro però non tira le conclusioni della follia green che sta danneggiando una serie di aziende e soprattutto l'economia del vecchio continente. Pensate soltanto a quello che sta succedendo alla Volkswagen, dove siccome non hanno i microchip, non hanno una cosa, la produzione della Golf è ferma, non si può produrre. Quindi la Volkswagen, cioè il più grande gruppo automobilistico del mondo, improvvisamente è costretto a fermare la produzione perché non ha la materia prima per costruire le macchine. Ecco. Di fronte a questo disastro economico che rischia di lasciare a casa migliaia e migliaia di persone, la Ursula von der Leyen ci dice bella e tranquilla siamo stati noi a creare il mercato e abbiamo spinto la Cina a fare gli investimenti che ci danneggiano. Sì, è obiettivamente incredibile. Mi colpisce della tua analisi questo elemento, cioè come se ci fossero due squadre in campo, no? E una abbia costruito delle regole del gioco tutte ritagliate e a favore dell'altra, no? Quindi mi viene da chiederti, ma questa classe dirigente europea è la prima classe dirigente della storia dedita al proprio suicidio?
Praticamente sì, è la prima classe politica dirigente della storia che sta lavorando per il suicidio dell'Europa. Quindi è una classe dirigente europea che anziché fare gli interessi dell'Europa, come tutte le classi dirigenti di tutti i paesi normali, che si chiamino Stati Uniti, che si chiamino Cina, che si chiamino India, fanno l'interesse della propria popolazione. No, invece la signora von der Leyen, insieme a quella classe dirigente, fa gli interessi di un altro paese. Cioè noi, fra l'altro, siamo niente nel panorama mondiale delle emissioni che Ursula von der Leyen vuole combattere, no? Perché l'Europa in fondo produce poco rispetto a ciò che producono altri paesi. Certo. Penso ovviamente alla Cina, penso all'India, penso alla Cambogia, penso al Vietnam, che sono i paesi in via di sviluppo e hanno delle emissioni più alte delle nostre. Ciò nonostante noi invece ci facciamo carico del problema, no, delle emissioni mondiali, e facendoci carico del problema delle emissioni mondiali, che cosa facciamo? Danneggiamo l'Europa, perché ci stiamo penalizzando a favore di altri paesi. Questo è il senso, è un suicidio e purtroppo Ursula von der Leyen non arriva alla conclusione ci stiamo suicidando, quindi dobbiamo cambiare, perché se continuiamo a procedere in questa direzione finiremo nel baratro. No, arriva al ragionamento in cui dice dobbiamo accelerare. Ditemi voi, sono una classe dirigente normale. No, difficile spendere l'aggettivo normale. Mi viene anche da chiederti, in questa operazione di suicidio che hai descritto tu, non c'è anche un'aggravante geopolitica, nel senso che aver lavorato per la Cina vuol dire aver lavorato per il Partito Comunista Cinese, uno, per la più grande dittatura della terra, due, per, diciamo, quella nazione che, praticando una concorrenza sleale ormai ultradecennale, ha minato le economie occidentali. Quindi non c'è una gravità doppia in questo caso dal punto di vista della von der Leyen? C'è una gravità doppia, perché non soltanto hai danneggiato la nostra economia a favore di un'economia di un paese illiberale, ma stai davvero cambiando gli equilibri mondiali. Cioè, noi stiamo per esempio assistendo a una saldatura di interessi fra Cina, Russia e una serie di altri paesi che un tempo avremmo definito canaglia, cioè la Corea del Nord, l'Iran e così via, e addirittura ci sono qualche elementi di contatto persino con una potenza in crescita come l'India. Abbiamo favorito tutto ciò a scapito di quello che erano diciamo i paesi occidentali, quelli che noi riteniamo i paesi democratici. E quindi questa, dal mio punto di vista, è una follia. Cioè, potevamo pensare che gli Stati Uniti dovessero confrontarsi con una nuova potenza come la Cina. Cioè, fino a un po' di anni fa la Cina non era certo un paese in grado di competere con gli Stati Uniti. Oggi compete sia dal punto di vista della potenza economica, ma compete persino dal punto di vista della potenza militare, e questo ci dovrebbe inquietare. Invece, a quanto pare, la classe dirigente europea non si preoccupa minimamente di questi cambiamenti epocali nella storia dell'economia e anche dell'influenza politico-geopolitica. Ed è sorprendente, cioè parla di tutto tranne di quello che sta accadendo. Cioè noi siamo destinati ad essere un vaso di coccio fra vasi di ferro, dove gli Stati Uniti stanno cercando di reagire e di fare gli interessi del proprio paese. Può piacere o non piacere Trump, può essere giudicato un matto oppure no, ma è evidente che fa gli interessi del proprio paese, cioè mette Certo. I dazi e fa quello che vuole, ma a vantaggio del proprio paese. Infatti, se andate a vedere l'economia, io non so se vi ricordate quando si parlò dei dazi, che sicuramente ci danneggiano, ma quando si parlò dei dazi si dice questo è matto, finirà male, l'economia finirà male, Wall Street ha già reagito male. Wall Street a quanto pare non ha reagito così male, e soprattutto quello che sta accadendo è che l'economia americana continua a crescere perché evidentemente le scosse che ha dato Trump hanno prodotto dei risultati a favore degli Stati Uniti, non a favore dell'Europa o a favore di altri paesi. Ma del resto qualsiasi governante dovrebbe fare l'interesse del proprio paese. Invece, guarda caso, noi facciamo l'interesse di altri paesi. Cioè noi ci preoccupiamo
delle emissioni nel mondo, non dei problemi nostri, delle emissioni che ci sono in tutto il globo. Noi ci preoccupiamo di una serie di temi, ma non dei nostri problemi. Non ci preoccupiamo del fatto che ci siano aziende che stanno licenziando perché, parlo della Bosch, parlo di aziende nel settore dell'automotive che stanno licenziando perché non c'è più un mercato e perché non si vendono meno automobili rispetto a prima. Perché in questo momento soprattutto quelle elettriche non raggiungono gli obiettivi di vendita. E non ci preoccupiamo di tutto ciò, ci preoccupiamo di una cosa teorica molto, molto alta, ma non ci preoccupiamo della ricaduta delle politiche che vengono attuate a Bruxelles sui portafogli delle famiglie. Ma come si spiega secondo te questo abbaglio? Cioè, culturalmente cosa c'è alla radice di quest'ottica per cui appunto delle classi politiche che dovrebbero rappresentare i popoli e a maggior ragione in Europa essere vincolate al principio di rappresentanza, no? Che come dire, svolge un ruolo in democrazia, tu dici si occupano d'altro, si occupano di altri e dove nasce secondo te questo cortocircuito? Ma allora, nella migliore delle ipotesi nasce da una miopia politica di alcuni esponenti politici, nella peggiore invece dall'influenza che le lobby hanno esercitato in questi anni su Bruxelles. Ora noi abbiamo scoperto con la famosa vicenda del Qatar, il famoso Qatar Gate, che ci sono paesi che arrivavano in Parlamento a Bruxelles e praticamente si compravano esponenti politici e funzionari. E purtroppo dopodiché si producevano delle leggi a vantaggio dell'uno o degli altri, cioè i dibattiti su la carne sintetica, secondo voi sono dibattiti così teorici? No, io penso che ci siano delle influenze da parte di alcuni produttori e grandi gruppi e multinazionali per fare determinate politiche e purtroppo qualcuno si piega a certe politiche. Ma vi ricordate quando a un certo punto sembrava che per risolvere il problema delle emissioni del mondo dovevamo ammazzare, sterminare tutte le vacche e far chiudere tutti gli allevamenti in Europa? Meraviglioso. Era un programma politico, cioè era Mi sembra che si parlò anche di peti in quell'occasione, se non sbaglio. Sì, si parlò di peti perché le vacche sono accusate di inquinare con i peti e quindi si decise di chiudere le stalle e di abbattere tutti i capi di tutte le vacche in tutto il continente. Questa era l'idea bislacca, no? Secondo voi perché? Cioè, è ovvio che ci sono degli interessi enormi dietro tutto ciò. Ci sono degli interessi di multinazionali che spingono in una certa direzione. Per esempio noi abbiamo stoppato per anni la produzione di biocarburanti. Perché secondo voi? Perché ci sono degli interessi di chi invece vuole continuare a produrre il carburante normale oppure virare sul cosiddetto carburante blu, no? Cioè una cosa diversa rispetto ad altre. Cioè ci sono interessi, molti, enormi, perché pensate che la produzione di batterie sia gratis? Le batterie per le macchine, secondo voi, sono una cosa? No, è ovvio che c'è un interesse a produrre delle batterie rispetto ad altre cose e chi vince alla fine ha vinto un mercato enorme, perché il nostro mercato è un mercato di 500 milioni di persone, di 500 milioni di consumatori, fra l'altro alto spendenti, perché non stiamo parlando di paesi poveri, stiamo parlando comunque di paesi che appartengono a quella parte del globo che ha un reddito pro capite comunque abbastanza elevato e quindi siamo consumatori. Se siamo consumatori è evidente che c'è qualcuno che vuole farci consumare e farci consumare significa che se ci fa consumare le auto elettriche anziché quelle a motore, c'è un vantaggio per chi produce le auto elettriche, le batterie e tutto il resto. E così pure per tutte le altre cose che ci vengono raccontate, no? Cioè, se domani mattina si stabilisce che non c'è più la carne, c'è la carne sintetica, che poi appunto quelle cose terribili che ci vorrebbero propinare, c'è un vantaggio. Chiaro. Si è creato un mercato. I grilli secondo voi sono gratis? No, ovviamente ci sono interessi perché se domani mattina
si può virare sulla produzione di grilli e a questo punto c'è qualcuno che ci guadagna. Chiarissimo. Sì, diciamo che probabilmente la politica europea da lustri, tra l'altro anche prima di von der Leyen, è andata semplicemente a rimorchio, scusami, o si è messa al servizio di queste lobby, no? Cioè la differenza è che io non credo che Donald Trump non riceva le lobby alla Casa Bianca, poi però declina le loro singole istanze nel nome dell'interesse americano, no? Questa mi sembra un po' la differenza. Lì invece si fa copia e incolla, diciamo, non c'è più la politica, ecco, via. Non c'è più la politica, ci sono invece una classe dirigente modesta, non abbiamo né Adenauer né De Gasperi, abbiamo dei personaggi che sono infinitamente modesti e quindi il risultato è che nel disegno dell'Europa c'è un'Europa burocratica dove decidono non neanche i politici ma soltanto dei funzionari, i quali hanno un potere di vita, di morte su determinate norme e le impongono ai paesi, bypassando i parlamenti dei paesi, e il risultato è che noi ci troviamo a fare i conti spesso con delle decisioni che non solo sono inapplicabili, ma sono decisioni che danneggiano gli interessi nazionali dei singoli paesi. Certo, sì, nel caso dell'auto è stato proprio plastico, diciamo. È questa è la rappresentazione. E volevo dirti, come dire, al termine di questa tua diagnosi, mi viene da considerare che non mi sembra che tu condivida un certo ottimismo che c'è in queste ore, anche in ambienti, diciamo, di centrodestra in senso lato, sul fatto che comunque, no, al Consiglio europeo si immagini una dilazione degli obiettivi di neutralità tecnologica, di addio al motore endotermico, cioè quantomeno, no, una spalmatura di questa follia a tutti gli effetti, e quindi circola un po' più di ottimismo, ma mi sembra che tu ci stai dicendo guardate che la sostanza non cambia. No, la sostanza non cambia perché comunque continuano a ribadirci che dobbiamo accelerare. Il discorso di von der Leyen, in vista di questo Consiglio europeo, è stato questo, cioè sì, abbiamo creato un mercato, abbiamo fatto gli interessi della Cina, ma dobbiamo accelerare perché loro sono più avanti di noi. E ho capito, ma in questo modo, essendo loro più avanti di noi e soprattutto essendosi accaparrati tutti quanti cioè, diciamo, i mezzi per produrre quello che ci serve, rischieremo sempre di arrivare in ritardo e di non avere la possibilità di vincere. E a questo punto ci stiamo facendo male. Noi dovremmo decidere una cosa molto semplice. Chi vuole comprarsi la macchina elettrica si compri la macchina elettrica, chi vuole tenersi la macchina a motore termico si tenga la macchina a motore termico e può comprarsi una macchina a motore termico. Chi vuole invece avere qualcos'altro faccia qualcos'altro. Cioè, noi siamo cresciuti in un paese che doveva essere, cioè un paese in un continente che doveva essere liberale, ispirato ai principi liberali. Certo. Questi sono i principi liberali. Invece c'è questo dirigismo che vorrebbe imporci delle scelte. Chi vuole bere il vino, beve il vino. Chi vuole bere la birra, si beve la birra. Chi vuole fare, invece vorrebbero addirittura mettere l'etichetta sul vino per dire che no, ma assolutamente non si può bere il vino, no? Vorrebbero praticamente trattarci come dei bambini stupidi e imporci le loro scelte fatte da burocrati a Bruxelles, che vanno dalla carne sintetica alla batteria elettrica delle macchine, vanno da le questioni che riguardano ciò che mangiamo, cioè mettere l'etichetta sul grana per dire sì, ha dei contenuti di grasso, sarebbe meglio invece mangiare qualche cosa di ultraprocessato che ha meno contenuto di grassi. Ecco, io penso che ogni cittadino sia in grado di decidere la propria sorte, e invece qui vorrebbero imporci le proprie decisioni e i propri concetti, ed è pericolosissimo, è qualche cosa di illiberale che trasforma le nostre democrazie, privando i parlamenti fra l'altro del potere di decidere. Certo, sì, diciamo che si sta un po' avverando, no, la previsione che fece la signora Thatcher in un famoso discorso quando disse non vedo perché proprio ora, era la fine degli anni *80, che sta franando il modello sovietico, noi in Europa ci stiamo reinventando un modello centralista, dirigista, costruttivista e insomma così sta andando, così è andata finora, ecco. È assolutamente così, è andata così, ci siamo costruiti una gabbia che anziché liberarci ci sta imprigionando. Per questo credo che qualche riflessione debba essere fatta, il che non significa essere contrari all'Europa,
significa essere contrari a questa Europa. Il nemico principale dell'Unione Europea e dell'Europa è la costruzione che è stata fatta da questi. Il nemico principale non si chiama Europa, ma si chiama Unione Europea, così come è stata immaginata e costruita da questi burocrati. Certo. Senti, in chiusura non posso non chiederti, visto anche la cronaca di queste ore, c'è stato un primo grande smacco del mainstream per cui l'orco, il puzzone, il guerrafondaio Donald Trump ha apparecchiato una pace o quantomeno una tregua in questo momento consistente in Medio Oriente, con annesso anche un ridisegno dell'area, no, che ha coinvolto tutte le potenze regionali, eccetera. Ma è verosimile secondo te che arrivi un secondo smacco e che succeda qualcosa, diciamo, sull'asse Trump-Putin rispetto alla guerra in Ucraina, oppure no? Ma io me lo auguro, però vedo che ci sono tanti che lavorano contro. Cioè, per esempio, mentre si sta cercando di costruire una tregua, quantomeno se non una pace, mentre si sta ipotizzando un congelamento del conflitto, in maniera che ognuno raggiunto una posizione in cui nessuno è in grado di vincere e di conquistare o riconquistare territori, si dice vabbè, congeliamo il conflitto. Benissimo. Dopodiché l'Europa che cosa introduce nei famosi 12 punti che ha messo per iscritto? Dice se si arriverà a un congelamento del conflitto, però la ricostruzione deve essere a carico della Russia. Ora è evidente che questo è uno scoglio. La ricostruzione, se voi la mettete a carico della Russia, sarà difficile che la Russia possa accettare, perché dice noi abbiamo fatto una guerra, abbiamo conquistato dei territori, è difficile, cioè la ricostruzione si mette a carico del soccombente. Tu hai perso la guerra, quindi paghi i danni. Nelle guerre è sempre andata così, no? Se invece si congela una situazione, diciamo che non c'è un soccombente, non c'è un'Ucraina che è stata conquistata totalmente e non c'è neanche una Russia che è stata sconfitta. Certo. E come puoi allora introdurre questo elemento? Vuol dire che tu alla fine non puoi arrivare a una tregua. Cioè, la tregua la fai e dici va bene, ok, nessuno ha vinto e quindi ognuno si tiene quello che ha conquistato e quello che ha perso e poi vedremo. E questo è il modo di intavolare una trattativa. Se tu invece pensi di andare a imporre delle condizioni e quindi di scaricare i danni di guerra per farteli pagare, è evidente che non si siederanno neanche al tavolo. Questo ho la sensazione che sia all'interno dell'Unione Europea qualcuno che punta a proseguire la guerra perché spera di avere dei meriti politici o di conquistare qualche risultato, facendo un po' di confusione. Purtroppo abbiamo dei leader politici in grande difficoltà a casa loro, parlo ovviamente di Macron, ma non solo, non c'è solo Macron, c'è anche Sanchez in Spagna che il suo governo è appeso ad un filo e quindi tutti questi lavorano non per risolvere i problemi ma per mantenere la propria poltrona. Chiaro, diciamo in conclusione che possiamo consolarci paradossalmente dicendo che comunque Donald Trump conta molto più degli euroburocrati. Questa è un po' la speranza a cui appendersi, insomma, ecco. Per fortuna nostra. Esatto. Per fortuna nostra. Direttore, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Avete